terapeutico, avendo anche un locale a Piazza Colonna, un locale all'estero, aperto anche a Dubai, a Singapore. Ho un'azienda che collabora con un'azienda Ciprogest a Termini Imerese, che abbiamo fatto il laboratorio là. Però ho avuto tante offerte e richieste di portare tutta la produzione dei miei brevetti al nord, per cui probabilmente avrei avuto molto più successo economico. Però non lo so per che cosa, diciamo, internamente dentro di me ho scolto la mia anima e ne sono felice, che non mi riesco a distaccare del territorio della Sicilia, in particolare di Tusa proprio. E sono certo e convinto di questo, ne sono sicuro, che qua abbiamo delle potenzialità che dobbiamo sfruttare. Sono frasi fatte, però se non diamo degli esempi non partiremo mai. Allora io mi auguro che possa essere un esempio per tutti gli altri che rimangono nel proprio territorio e che lo posso tramandare ai miei figli che rimangono qua, perché questo è l'obiettivo, di continuare nelle tradizioni. Motivo per cui tutti i prodotti che a me necessitano del mio settore di gelato e laboratorio li trovo in Sicilia, li trovo abbondanti e di eccezionale qualità. Quello è il segreto. E poi l'ispirazione è l'aria, l'ambiente, cioè quando uno sta bene, secondo me poi tutto il resto viene semplice, poi lavorando e divertendosi che si vuole di più. Poi il lato economico, a mio parere, per me passa in ultimo piano, quindi per me, così come ci hanno tramandato i miei genitori, vale tutto la famiglia, poi il lavoro e il territorio in cui vive. Cosa vuol dire valorizzare un territorio? Come si fa? Valorizzare il territorio bisogna innanzitutto, senza fare tante frasi da fenomeni, fare dei sacrifici, cioè crederci, rimanere e lavorarci. E alla fine la qualità e i prodotti pagano. Certo, ovviamente non è semplice, ma le cose semplici non vengono da sé se non fai i sacrifici. Quindi quando fai dei sacrifici e ci credi e ci metti la passione nelle cose, tutto diviene più semplice. Quindi questa è la ricetta per poter portare avanti i prodotti del territorio, portarli avanti con sincerità, lealtà con se stesse e prima di tutto metterci la passione. Sono innamorato